Buongiorno a tutti carissimi amici frescalettari del mondo, dell'universo, dal vostro Nino Frescalettaro, sicuro torinese. Oggi vi presento questo frescaletto in canna, frescaletto siciliano in canna, costruito da Giuseppe Mezzatesta. Giuseppe Mezzatesta è un costruttore italo-belga, vive in siciliano, vive in Belgio. Mi ha costruito questo frescaletto in canna siciliana, proviene dalla Sicilia, e oggi ve lo faccio ascoltare, vi faccio così una dimostrazione della bellezza di questo strumento, del suono di questo strumento. Vi farò ascoltare la tarantella siciliana, tarantella quella maranzana, no? Una di quelle più famose. Volevo dire, approfitto di questo tutorial per dire ai ragazzi, a tutti voi che non sapete leggere la musica, che molti di voi mi scrivete che sono scoraggiati, un po' così, un po' tristi. Cioè, non conoscendo la musica si può benissimo suonare, un po' come i grandi frescalettari del passato che non conoscevano la musica ma facevano delle cose bellissime, grandi virtuosi, grande tecnica, no? Bisogna solo ascoltare tanto con l'orecchio, quindi ascoltare tanto, prendere ad orecchio la melodia, ascoltare, ripetere e poi invece si può suonare. Questo invece cambia per chi invece la musica la sa leggere. Io vi mando le partiture, ma chi non sa leggere la partitura è inutile che gli mando lo spartito, perché tanto non riuscirebbe, quindi tanto vale guardare i video, ascoltare i video, guardare il movimento delle dita nel frescaletto e poi da lì suonare. Allora, proviamo a fare questa tarantella, questo piccolo tutorial. Voi poi potete suonarla ripetendo i miei movimenti, ma soprattutto mettendo anche più lento la velocità di YouTube. Ripetizione. Seconda parte. Poi si ripete la prima parte. Terza parte. Dopodiché si ritorna indietro. Ok, ci siamo ragazzi? Allora, questo è il frescaletto costruito da Giuseppe Mezzatesta. Se vi piace il suono, molto bello, no? Devo dire che è molto molto bello, molto squillante. Poi comunque lo strumento è ancora nuovo, si deve fare, il suono sarà poi più cristallino. Allora, Giuseppe Mezzatesta dal Belgio, se volete contattatelo per farvi costruire frescaletti in do. Lui so che prettamente costruisce in do. Mentre per quanto riguarda me potete scrivermi
mandarvi di tutto, vi mando qualsiasi consiglio, vi mando qualsiasi partitura, qualsiasi partito e soprattutto mi chiedete anche, potete chiedermi qualsiasi cosa. Io faccio anche delle lezioni online, quindi ditemi tutti i vostri dubbi, tutti i vostri problemi, io cercherò di risolverli. Ciao ragazzi, viva il frescaletto e tutti i frescalettari del mondo e dell'universo, ciao!